Paradise, lo sai, siamo il meglio che c'è. Welcome nella 8. Check radio. Your call has been... Your call...
Mi scusi signore, Sì. ma lei conosce qualcuno che lavora qua? Sì. Perché è con una maschera? Boh, perché mi sento brutto, signore, mi guardi. Ah, andiamo, andiamo. Lei lavora qua? Sì. Grazie, perché io è già da un po' che avevo fatto le modifiche, ma nessuno dei suoi colleghi o Ok, ok. dipendenti arrivava. Un attimo. Sì, 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 sì. Come si chiama? Catalin? Sì, ecco, è proprio io. Ok, ok, allora vediamo. Visto che mi hanno fatto attendere anche tanto, mi potrebbe fare un kit riparazione. Sì, sì, sì. Grazie. Cosmetici, ruote, potenza. Un attimo. La macchina le ha sposto? Sì, se vuole la può mettere sul bancone qua. Ma sì, 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 sì. Grazie. Allora, vediamo. Mhm. Cosmetici. Facciamo ruote. E poi, Ma no, la macchina? è puffata. Mi riesce a accompagnare il garage che la prendo veloce? Vai, andiamo, andiamo. Vai. Signore, anche Ah, la sua. che palle. Come cazzo facciamo? Aspetta, aspetta. Vai. Vai. Bella macchina. Sì, vero. Lei mi sembra uno che ha tanti soldi, signore. Sta sbagliando. Oh no, faccio il meccanico. Quindi, Ah, signore, non me la fa prendere, ce è l'ho... quella là? Giusto? Ma è rossa, io la vedo rossa. Sì, anch'io, signore. Prima era grigia Aspetta. però. Lo so. Non la È mettere un in, po'... non la mettere in garage, riprendila di nuovo. Sì. Riesci a spostare la macchina? Sì. Boh, va bene, non è un problema se cambi colore. Ah, vabbè. Boh, basta che sia la mia. Beh, sì, spero di sì. Però il problema è che, boh, cambia ogni volta e mi sa colore. Così sembra. Non è una roba buona. Immagino. Vabbè, lo comunicherò in caffè. Se riesci a fare veloce perché ho un impegno molto urgente. Sì, sì, devo riprendere i pezzi però, un attimo. Vai, vai, vai.
Ma le ruote erano queste qua? Beh, non ho capito, signore. Le ruote erano queste? No, erano tipo le BBS qualcosa. Allora aspetta un attimo. Perché a lei non fa vedere? No, purtroppo ora me le dà già installate, solo che purtroppo, essendo puffata l'auto. Non le fa vedere più le modifiche. No, certo. Come possiamo fare? E ora ho installato solo... Cosa ho installato? Aspetta. La potenza e basta. Perché avevo fatto potenza, Eh sì, turbo, e cerchi. Si riuscirebbe a rimettermele? Top. deve rifare un attimo, eh. Dove le vado a vedere? Sì, sì, Dove, sì. dove trovo quelle ruote là? Se le ricorda? Aspetta, fai così. Se ti trovi, mi fai sapere dove stanno le ruote che avevi scelto? Così te le metto Eh, senza pagare. Va bene, adesso guardo e le dico. Sì, nel Al- frattempo ti sistemo l'auto. allora, erano in sport. Adesso le dico preciso quali sono così te lo ricordi. Signore, Sì? sono le BRS e sono in sport. Ok, ok, va bene. Ma adesso, boh, ok. Beh, per far Un, salvare le modifiche, un la attimo. devo portare. Sì, Mhm. in garage, in garage. Ok, va bene. Queste qua, le vedi? Sì, 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 sono queste, sono queste. Ah, ok. Mi potrebbe dare anche una pulita veloce alla macchina, signore? Sì, sì. Ma penso che la tua verniciatura sia un attimo buggata. Sì. Perché l'ho provata già a fare la pulizia, ma non fa. Vabbè, allora... Boh, non saprei. Ah, ma aspetta, avevo fatto mi sa anche una modifica al motore. Cioè, non mi ricordo. E io una cosa sicuro te l'ho installata, che è la potenza. Se il turbo e... boh. Allora c'era turbo, ruote e poi cosmetici. Che cosa hai messo in cosmetici? Forse la targa? Sì, anche la targa ho messo. Ok, Che si toglieva la targa. perché ora ci sta? Ah, sì, Sì. ci sta, ci sta. Infatti. Mi senti? Sì. No, signore, signore. Sì? Buonasera a tutti, Ma chiudo gli si sono occhietti, tolti buona i cerchi? serata. C'è Stefano in No, io città. li vedo ancora. Io Aspetta un no. attimo, Non so se sia un bug visivo. Stefano sì, Montana, qualcuno c'è in città. penso di sì. Cioè, tipo, ci sono dei cerchi un po' brutti. Boh, non so. Allora, mi sentite? Vabbè, in caso ritorno. Certo. Sì, sì.
un po' Quindi, buggato tutto qua. Ma le un pistole? po'. Le tue pistole... Allora, no, ok, adesso mi fai prima vedere i l'abbiamo cerchi. persa. Cam ha Eh, detto utilizzate quelle lì, casomai dici dopo Le gli diamo a modifiche chi. dovrebbero Comunque io ne ho essersi una, se tu messe. la vuoi te la... vediamo. No, vabbè, se non ne hai, no, me le dai quando ne hai due. No, vabbè, tranquillo, tanto dopo gliela ridomandacchiamo domani. E poi chi che era l'altro? Va bene. Montana e l'altro chi è che Grazie. era? Ando, Ando. Ha No, fatto chi è Ando? tutto. Ando? No, un attimo. Sì, Ando... Chi è Ando? È Ando... è siciliano. Si chiama supplicativo? Non saprei dirti. Uno era Montana. Montana chi è? Chi è che era? Chi è che era? Non mi ricordo, che cazzo erano? Ando, Allora, Montana, no, come cazzo si chiama? Ha fatto? Quello che supplicativo si chiama Montana. Se? No, non se Il l'è suo andata. applicativo si chiama Montana. Eh? Non è lui che gli ha dato la pistola, chi è che gli No, ha dato? l'ha E poi gli andata altri via. due chi erano? E allora forse... No, la targa è andata via solo davanti. Ah no, No, non no. si è tolta. Signore, si sono tolte le targhe in teoria? Eh sì, No? Cioè, quella davanti si è tolta. quella di dietro non penso sia possibile toglierla. Ah, va bene. Però, guardi un attimo. Va bene. Ok, Va bene. Ha fatto? sì. Va bene. Allora, grazie. Ciao. Niente, ciao ciao. Va bene Andrea, ora faccio un salto al 503. Recupero l'auto e ci vado. Oh no, è chiuso, mi dispiace. Vabbè, non fa nulla. Ciao Alessio, benvenuto.
Uè, bella, zio V. Oh, Feli, tutto a posto. Tutto a posto, tu come stai? Tutto ok. In realtà stavo facendo un giro dal ghetto. Ho detto fammi sentire se stanno qua. Te passo a salutare? Ok, tu stai qua? Qua? Io sto in elicottero. Ah, vabbè. Ci metto presto ad arrivare se vuoi. Se no, Ok, fai una cosa, vieni. Vieni al 571. 571. 571. Sì, Vabbè, sì, perché qui nel ghetto c'è già un elicottero parcheggiato. dovrebbe essere sempre il mio, mi sa. Penso di sì. Vabbè, arrivo, Bene, dai, ci arrivo. vediamo lì. Bella via, bella Ciao, via. ciao. Buonasera. Oh, salve. Salve. Davide, come stai? Abbastanza bene. Abbastanza bene. Allora che mi racconti di bello? Eh, Ragazzi, va bene, raga, non so fra quanto tempo, ma io non faccio tardi. Va bene. Va bene. Sì, fate quello che volete, raga, divertitevi. Domani, Ciccio, tu ricordati di Va contattare bene. Tomai. Va Ok? bene. Ciao zio Bella, Felipe. ragazzi. Grazie Bella, mille. ragazzi. ciao. Grazie a voi, buona serata. Vi vedo in tenuta anti-sommossa, ragazzi. Ah, sì, sì, abbiamo fatto fuori uno. Buono. Sì, sono... Sempre uno della Removia, che caga il cazzo, un altro cagacazzi. Bene. Vedo che ce l'hai con questi qua. Il problema è che credo che adesso ho paura che adesso si aprirà una bella guerra con questi. Vabbè, ci sta. Purtroppo continuano ad assumere gente che vogliono, che trollano, cazzaroni, capito? Tutta sta gente così. Ecco qua, ecco Monarto arriva, passa, accoltella due dei miei per strada, cioè, Vabbè. hanno rotto i coglioni. Il fatto è che non so se noi possiamo far fuori la Removia. In che senso? E non essendo fazione, non so se possiamo farlo. Sì, questo è vero. Questa è una cosa da considerare che avevo rimosso in realtà, però poi ci ho ripensato e ho detto cazzo, ma non possiamo farlo. Dipende, nel senso non la devi portare avanti come una situazione come dire, famiglia, no? Ma più che altro la devi passare come una cosa tua personale contro Removia. Esatto.
per farla passare come una cosa mia personale. Vabbè, ci vai uno o due, voglio dire, non ci vai con 30 persone. Ah, certo, certo. Anche perché non posso espormi più di tanto. Beh, ok. Anche Rick mi ha consigliato appunto di stare attento a sta cosa. Insomma, non conviene che mi espongo così con tanta gente. Sì, sì, se no poi potrebbero ricondurre al fatto che siete un gruppo e tutto quanto. Esattamente, bravo, sì, sì, esatto. Mo considera, adesso noi stiamo cercando di trasferirci tutti qui. Ah, ok. Però il problema è che ci stanno sti cazzo di... C'è questa fazione che vengono qua a sparare contro la Pula, si portano qua la Pula e aprono azioni qui, è una rottura di coglioni tutte le sere, tutti i giorni. Ah, ho capito. Beh, sì, quella cosa sì. È un po' pallosa, vero? E loro vengono qua apposta, capito? Mm, mm, mm. E fa Boh. una rottura dei coglioni. Magari, non so, li spingi un po' più via, un po' più là. Come dire. Mm-mm. Con le brutte, con le buone maniere, in qualche maniera tocca Beh, fare. sì, sì, quello sì. Cioè, tipo anche qui giù, per esempio, no? Là, vedi. Mm. Ah, laggiù c'è tanto spazio. Eh sì, infatti, cioè, puoi Ci dirlo sono tanti tranquillamente di corpi andare da là. seppellire. Sì, 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 ci sono tanti corpi da seppellire, nessuno ti vede, è perfetto. Mhm. Senti, ma invece zio Pablo? Zio Pablo ci sta in armeria ora. Eh, è fuori dai giochi, quindi Tu dici Pablo Escobar? sì. Fuori dai giochi con noi si dà un po' in realtà. Io non avevo chiaro sto concetto, in realtà, che lui già fosse fuori. Sì, sì, da qualche settimana sta a parte. Da un po' di settimana sta a parte. Sta Ah, con... ok. Cioè è uscito via, è andato via da noi. Sì, 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 già, cioè, ho capito Ah, sì. tutto. Lavorando lì ho già Ah, sì, sì, sì. collegato tutte le cose. Niente. Eh, vabbè, Voleva Verona. stare là. Vabbè, sono scelte, Vito. Sì, sì, sì. Ognuno ha le scelte sue. Ma è una Vabbè, situazione un po' più morta in realtà. sì, Sì, sì. addirittura. Ma sì, perché allora noi, come forse avrai notato, non siamo quelli che vanno in giro a sparare, a fare loro casini. Cioè, Sì, sì, sì. teniamo un po' più all'RP, no? Lì fanno l'RP carino, bello, perché comunque tu ben sai cosa fanno loro, e quindi l'RP è molto carino quello là. Però il Sì, resto sì. è molto molto morto. Ah, ok. Vabbè, perché loro tante cose effettivamente non le fanno. Potrebbero fare, ma non le fanno. Anche come la raccolta, io sappia, loro Loro non... volendo potrebbero anche starci, no? Per, non Sì, ma... effettivamente per raccogliere, ma per, come dire, contrastare la raccolta, per esempio, no? Sì, 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 esatto, esatto. Però non lo fanno, quindi cioè, loro non interessa niente. Aspetta un attimo che lui... Oh, Don Pablo, mi dica. Ma come ti permetti a non stare in radio, scusa? In radio? Io sto in radio. Ramone, Oh, tu in che radio stai? No, sono qua con Gianni all'officina. Ah, ok. Dove sei? Vieni all'officina, trema. Sto vicino al Mollicca, mo arrivo, mo arrivo. Vai, veloce, veloce, Se dite, se veloce. vuole può passare qui, eh. Non vengo. Come? Se vuole può passare qua. Vabbè, se No, ho no... detto che nel caso ci vediamo in officina. Mm, Mo magari ok, raggiungo ok. da là. Perché ci sta lui e Gianni Spucci. Ah, ok, ok, ok. Sì. Oggi ho ribeccato zio Rick, è passato un attimo a fare un saluto. È tornato? È passato sì, voleva venire un attimo a farci un saluto. Beh, Chiede come buono, dai. stavamo, se era tutto a posto. Sì, beh, è Ma meglio sì, dai, stare. quando arrivi in sta situazione è stato contento, quindi Vabbè. mi fa piacere venire a passare a salutarci. Mm. Ma quindi lui sta dall'altra parte? Sì, e lui momentaneamente sì. Ah, ok.
Ma non so neanche come andarlo a trovare in realtà. Poi magari me lo faccio spiegare, perché non ho ben capito. È un po' più complicata rispetto a qui, però ci si arriva. Lui, sì, lui ti può dare tutte le indicazioni. Ah, ok. Toccherebbe andare a fare un giro almeno a vedere com'è. Ogni tanto sì, potremmo anche andarci. Sì, pure facciamo un salto noi. Io perché ormai da qui non mi sposto, visto come vanno le cose. Tu sai bene. Sì, sì. Vabbè, Però sai, almeno per oddio. provare. Bisogna vedere come avanza la città, insomma. Perché comunque Sì, molto spesso ci sono delle cagate che succedono, quindi che ti portano a fare quello che fanno la maggior parte. quello sì, quello è vero. Però, capito, noi diciamo, visto col fatto che, ecco, che noi siamo per conto nostro, ancora qualcosa possiamo permetterci, capito? Sì, sì, sì. Per stare un po' in tranquillità. Poi bisognerà vedere come si evolvono le cose, vi te lo dico sincero. Sì, 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 è vero. Dobbiamo un attimo vedere. Dobbiamo vedere un attimo. Vabbè, Per il resto ora va bene così. andiamo così e vediamo. Esatto, esatto. Per il momento va bene così. Mo proseguiamo su sta strada, poi vediamo come si evolve. Vabbè, Fede, dai. Vado a fare un giro di là. Ti saluto e ci Bene, via. becchiamo magari. Ti saluto. Sì, a voglia. Sentiamo se pure domani, magari se vogliamo pure andare a bere una cosa da qualche parte, se ci stai. Ok, sì, sì, sì. Venerdì A è bere molto una più cosa, andiamo a comodo. fare un giretto. Andiamo a fare un giro, dai. Vabbè, ok. Io chiudo gli occhietti, vi. Ok, ciao ciao Fede. Bella, buona serata, buona Bella. serata. Ciao ciao a te. Oh, pizza e merda. Oh, Il cornufo di Gianni, dove sta? Pizza e merda, sono ufficino. bella raga. Arrivo. Ci sono orecchietti, ci metterà. Non si capiva un cazzo prima in radio, l'ho dovuta mutare. Vito, aia, Tremone! Lo sai che questo ragazzo fa meta? Dici il tizio qua vicino a noi? Sì, qua no, questo. Ah, Questo qua. ok. Perché fa metà? Ma fa meta perché mi ha detto c'è Vito qua in elicottero. Io gli ho detto tu come lo sai se non lo vedi? Eh, Ma eccolo, eccolo, ho capito. Mi Vieni in caff, spia, caro. mi Vieni spia. in caff, caro. Andiamo in caff. Aia, Trimone. Aia, Mi scappo Tondori. no, sbaglia. Iscio? Ave cazzi. Ecco, Che ave bomba. cazzi. Ave bomba. Pem. Già era fatta, hai fatto, eri morto a terra. Pum. Aia, cave bomba.
Mi scusi, gentilmente potrebbe parcheggiare da quella parte e non nell'entrata del garage? Niente, niente, si figuri. Grazie mille. Ma tutti qua vengono questi con queste macchine di merda. Oh, mi regalate qualche pistola per favore? Sì, vieni, ti do la mia, vieni. Vieni, ti do la mia, vieni. Capebbo, basta. Basta. Oh, ma la smettete? Ma è lui che... Ma chi spara in capo? Su tremò. Avanti, dai. Aspettiamo che arriva qualcuno. Che comunque potrei prendervi comunque anche se siete in sit. Vedete in sit? Ah, mi hai tolto il giubbotto, mi hai tolto 15 di giubbotto, mi hai tolto. Il giubbotto. Aspetta, aspetta. Lascialo. No, mettiti in sit in macchina. Aspetta. Vabbè, stai staccando, mi lasci la macchina prima? No, questa. Oh, ma vincesti la gara l'altra volta? Sì, ha vinto la Revuel. E di nuovo? Una macchina? No. No. Ah no, la gara di lunedì. Ah no, è stata saltata, via. Ah, ok. Forse la farà sabato, ma sabato io... No, frate. Lo so, fra, ma sabato io... Sì, tutte cose ho capito. Con chi stai? Sabato se... Dio porco. No. Sabato sera io non sono a... Cosa? Ma alla madonna. Ma sei una connessione di merda, io che ci posso fare? Sabato sera io non sono a casa. Va Oh, bene. ora si è capito. Infatti, Infarti? Quale Infarti, io non parlo. Infatti, sull'applicativo nostro ho detto che qualcuno si poteva iscrivere al posto mio, appunto per provare a vincere le armi. Ah, allora non scommetto. Anche Tante perché cazzo. Berlusconi mi ha detto che raddoppierà il premio di armi. Però se la fa sabato io non ci sono. Io gli ho detto, guarda, per il mio ti consiglio di farla venerdì. Uno perché ci sono anch'io. E poi perché ci sono più persone, perché l'indomani non lavora nessuno e non va nessuno. La maggior. Cosa, perché non la fanno domenica? E lui mi ha detto, ora vedi se riesco la faccio il 23 di domenica. Sarebbe male. Va bene. Domenica ci sarei. Vedi. Quindi non usi le autobit, giusto? Cosa? No, non puoi fare la E che Io auto penso usi che per- riuserò di nuovo. Oh, che cazzo è? Ah. Che auto usi, Userò scusa? di nuovo la Ma Venezia. chi è? Chi è ok, questo lo so. Trimone? Oh, Vez. No, Vez. Ciao, Vez. Allora? Dov'è il tuo Vez? Io l'ho Ciao, chiamato, ragazzi. non è in città. L'ho chiamato pure Chi? fuori, non mi risponde. Il tuo Vez non mi risponde neanche fuori città. Sto mangiando. Sta Ancora. mangiando, Sto mangiando dalle 11. Sto Infatti, è mangiando. dalle 11 che mangi. Sto mangiando pure il tavolo. Perché? Sto mangiando. Infatti. Ma Quello io dico non pure so. io, sinceramente. Aspetta, io Cazzo è mando un messaggio. puerco. Mandaglielo, Vez, dalle 11 che stai mangiando. Ma il tavolo lascialo. Ma che cazzo? Oh, raga, facciamo un giro, mi serve qualcosa da mangiare. Andiamo Comunque in un bar. ho scoperto una cosa. Serve da mangiare? Ci penso io. Andiamo in un bar da qualche parte. Basta. Cazzo ti mascheri? Ma spendi quei soldi. Scusa. Ah, 10 panini sto pasta. Buono. Grazie mille, già. Io sono un attimo al Savage che saluto due amici.
hanno una derubabilità bassissima. Amici, pezzo di merda, ci consideri pure amici? Tu no, loro sì. Ok. Niente. No, Niente. che è successo? È crashata. Riccardo. Però Dove sei? comunque non mi ha risposto Ah! nessuno alla cosa che ho detto di Ah! della gara. Aspetta, a proposito di Riccardo, avrei... Stai cagando sopra. Avrei un ragazzo da... Chi è? Un ex falconero. Minchia. Oh, ma i falchi neri non c'erano all'aria. Ma sono volati. Di nuovo. Hanno quittato il gioco. La città. Ma non Ci era sono rimasto coso. Chi? Chi? No, sì, Fox, non era rimasto Fox. No, neanche lui. E mica ci Ha sta. manco lui. lasciato in gestione il Billy a Felice. Ah no, felice volevo dire, no. Ah, ma la Felice non è... Non è Fa un un falco. cazzo. Non è un falco. Non è che non fa un cazzo. Non è un falco. Non è nessuna... È libero. Ma che dici? Eh? Non penso sia proprio Buono. libero. Cosa? Non penso sia Giorgio. proprio libero. Ho capito. Non lo posso gridare 420. Voi che ci ascoltate, tappatevi le orecchie. Poi lassù. Su. Vabbè, sono cazzi suoi quello che fa. Comunque, dico, Sì, sì. in ogni caso, ci sarebbe uno che forse... Ah, vediamo se è in città. Giusto che ci Ma vi tanto è passate... inutile, non faccio la rima. No, vabbè, ho capito, ci vuole la yes. Vabbè, se ripeto mai. Sorry. No, non niente, non sta in città. Dove vai, Gianni? Prendere la macchina sto gay. Vengo insieme. Che cazzo combini? Forse ho girato un po' troppo. Che direi. cazzo fa? Si esplodeva, frate, cioè... Quello. Ah, boh. Ma Catarro sono ancora chiuso oggi. Alle 11. Cioè che vecchio di merda. Lavoriamo. Ma pure io lavoro, ma che cazzo significa? Tu non Ok, fai un ma- cazzo. Ma che vuol dire lo stesso dotto? Tu non fai un cazzo. Vabbè, ma... Ah, comunque ti ho detto che parto per le isole Eliche. Mannaggia. Limone. Limone. Che sta facendo quello? Che stai facendo? Che stai facendo? Sto creando un parcheggio più ampio. Sto Ah, un creando parcheggio più ampio. certo. Ah, effettivamente si potrebbe fare. Eh. No, grazie, Trimone. Prego, Trimoni, buonanotte. Ah, Tizia, pulisci potrebbe la venire meno gentilmente? schifo. Buonasera. Lei da dove è uscito? Come? Da dove è uscito? Dall'erba. Meccano, può venire un attimo? Vito. Mi piace l'erba. E tu sei ancora in città? Per un po' sì. Vabbè dai, io sono Ma in Almeria. lei... Vabbè. Scusa, Ciao Trimoni. Ciao. se posso chiedere? Appena è da sola, aspetta. Vabbè, lei pensa che con lei? No, lo sapevo, lo sapevo. No, la finanza l'ha fermato. Fermati qua. Chiedo scusa per la velocità. Giù, mi hanno fermato. Aspetta un attimo. Va bene, prendo io i verbali, vai tranquillo. Sì, certo, arrivo subito. Aspetta che prendo la patente. Allora, arrivo subito. Allora. Sì, ha ragione. Faccio tutte le multe che vuole, ha ragione. Sono in torto. Alzo le mani. Vedi un po' quanti punti sono, abbiamo? Auguri punti.
Vabbè, guida pericolosa, 5 punti. Veramente ci sono pure i punti. Vabbè, gente, il veicolo è mio. Vabbè, lo stavo provando, il veicolo è suo, io sto un attimo guidando il veicolo. Gliel'ho prestato per farglielo Ok. fare. Come si chiama lei? Gianni Selvaggio. Ok, infatti il veicolo conferma è suo, ma mi deve dare comunque un documento. Ok. Quante volte Non ti la dico dire sapevo. ancora? Reo? Non la sapevo questa cosa dei punti, bellissimo. Manco io. Ok. Però ho 15 punti. Perfetto, confermo. Ragazzi, mi raccomando, la prossima volta guidate con prudenza. Va bene, vi chiedo scusa. Arrivederci. Arrivederci, buon lavoro. Bravo, un attimo dietro a quell'elicottero dietro per cortesia. Ti ha fatto la multa, scusami. No, no, solo Come i no? punti patente. Beh, Solo i punti patente. Ma quando ci sono i punti della patente? Non lo so, fra. Sinceramente. boh. Mi ha tolto Che 5. cagata. Mi è apparso proprio. Ne dovrei avere 0 io. Oh, facciamo Sì, un sì, salto ma- veloce alla... Comunque sì, mi è uscito il messaggio. Aspetta, fammi guidare, fammi guidare, fammi guidare. Vabbè, andate voi, io stacco. Aspetta, fammi guidare, fammi Gianni, guidare. Gianni, mi Io serve stacco. l'arma, mi serve l'arma, Gianni. Mettiti in Andiamo sit ferro, al cioè... 47. Vai, il 470. Dove stai andando? 47. Dove stai andando? Devo, Dietro. devo vai. richiamare l'elicottero, guarda. Anna. Anna. Aspetta. Fatti togliere la sto testa. Mo qua esplodiamo. Mi stanno sequestrando il No, lo Aia, sto aiuto. Richiama. Attenzione, raga. Guarda che sta chiamando l'elicottero. Attenzione. Pazzo. Attenzione. Sì, ma riposalo, frate, riposalo. Gianni, vieni al 470. Mi sa che la finanza ti sta seguendo. Perché ha detto seguiamo l'elicottero. No, non riuscirà mai a farlo. Andare in Sardegna comunque. Sì, Fra, mi stava seguendo comunque. Te l'ho detto io. Ma sei il coglione che deve cambiare. Dove cazzo sei, Vito? Ora sono vicino alla fontana. Fino a Fontana, Ora vengo con Ferrari, Fra. Sto arrivando. Aia. Massimo, Madonna. dai, sfondami tutto. Sì, rispondo. Ma che cazzo fai, frate? Ho detto posalo subito. Dovevo sì, l'ho posato, Fra. Ora. No, ma là era impossibile posarlo perché c'era Sei il in palo. contromano. Vedi? Ci sono i pensieri. Sei in mano contro. Stavo dicendo, là c'è il palo in mezzo, non potevo andare avanti, capito? Quindi dovevo per forza volare via. Ho visto che mi stavano seguendo, Fra. Cioè, è impossibile. A un certo punto hanno detto seguiamo l'elicottero. Sì, sì. Vabbè, ma è impossibile. No, sì, come fanno? A meno che non chiamano l'elicottero pure loro, ma... No, vabbè, ma il mio in realtà è più veloce. Quello là è più veloce di quegli altri normali. Sì, questo sì. Ah, sì. Vabbè, niente. Gianni, andiamo là. Andiamo. Comunque io ho 5 punti e lui scappa.
Dove cazzo stai andando? Dentro l'officina, già? Sto Ferrari. Boom! Niente, non sai guidare proprio. Ai ai. Prendi una tantina di colpi, più 60 colpi. Ah, grazie. Guarda, No, non ho tancato il giubbotto. perché mi sono usciti i coriandoli? No, sono usciti i coriandoli. A Ho me il sì. giubbotto antiproiettili. Sì, dove ce Cazzo l'hai in te ne testa? frega? Cosa? Non ho capito. In Cazzo testa te ce ne frega il l'hai. giubbotto antiproiettili che mi serve? Oh. Non ho capito che se vai a scatti non comprendo la tua lingua. Dio maledetto. Sì, questo l'ho capito. Poi? Come fai ad avere... Cioè, col giubbotto antiproiettili, che cazzo te ne Tacco. fai? No, no, avevo messo... Vabbè, l'avevo messo prima. Capisci? Ma vaffanculo. Vabbè, in ogni caso l'ho indossato perché mi stava sul cazzo tenerlo sulle tasche, quindi l'ho indossato. Mo ne ho 40 di giubbotto, stronzo. Ero pieno. Sì, comunque il In giubbotto merda. antiproiettili tanca. Un colpo. Vabbè, vive il cazzo. Allora, se mi dovessi sparare ora dovrei morire. Fermo. Fermo. Proviamoci. Sì. Buonanotte, vamo cuccai. No, Buonanotte, ragazzi. Ciao, Tu torno, pure? ci rivedremo. Pure? Forse tu. Oh, Tu pure? no, no, io ci sto. Vai a trovare i finanzieri, vai. Come vai a trovare i finanzieri? Andiamo in Almeria, va, prima che mi licenzi.
secondo me i puffi sono quelli vestiti col pantalone blu mentre melanzana, non lo so. Vieni che ci sta pure. Ecco. Ah sì, perché sono anche blu. Sì. Niente. Altamu, aspetta che mo arriva Sick, mo te l'ho portato, frate. Altamu. E indovina chi ci sta pure Barcellona, frate. Barcellona, dove? Aspetta, Portami. No, stanno arrivando qua. Ok. Salve Ma siamo signore. venuti a fare il porto Salve. d'armi ora. Vito. Poi, che fate? Ah. La mostra qui sulla scalinata tutti quanti? Sì, facciamo una mostra, Sì. sì. Con loro ce Facciamo l'hai. una foto, raga? Catturiamo le persone. Vuoi pagare il biglietto? No, fra, ti faccio la foto. Così facciamo vedere i dipendenti dell'armadio. Arriva la cavalleria. Vai. Aspetta un attimo. No, i dipendenti dell'armeria non penso proprio. Tu non sei Dipendenti dipendente? o foto in generale? Ui? No, fai una foto in generale, fra, vai. Ah, in generale, vai, vai, non lo bene, so vai. io. Ci sta, aspetta che... Cazzo, non devo fare il Malavita, Un attimo, Malavita, buonasera. La maschera signore. Scusi, perdono. Bene. Fai F10 vedi quanti carabinieri vedi. Anche il suo amico. Io non rispondo della mia amica. Aspetta. Sick. Signore la maschera. Signore, faccio Vai, lo Vito, zucco. parla. E la pistola anche, deve togliere. Preferiremo mo che la togliessi un attimo. Zucchetta. E niente. Ci sta. Zucchetta. Però non è meglio tipo così. Carica Che sta sempre, come facendo mai? quello? Capè zucco. Ah, ok, Capè sì, bomba a e posto, capè fatta. No. Belli ragazzi, Voglio belli. essere citato dalla Sick Bypass. Ok. A posto? A posto. Amanda, me la vedo. Grazie Arrivederci signore. ragazzi, arrivederci. Niente. Ma chi è Altamura? Signore, come mai è armato Chi è lei? Altamura? Ma lei è un poliziotto? Bisogna togliere sia Che la domanda fai? maschera qui, per favore. Va bene. Grazie. Uè, signorina. Va, tutto Anche- bene? Se vi levate le maschere e Ragazzi, le togliete le armi- pistole. Ma io c'ho il permesso dello sbirro. Ci Non sta mi bene. interessa. Dai, il le permesso di armi in nessuno. tasca. sono go. Barcellona, dimmi. non gli interessa, Sbirro in borghese solo. Io vorrei visionare la foto però. Dammi la vedo, te la mando io, dammi il numero, bro. Non è che lo usi per... vabbè dai. Mandatela Sì, pure lo a uso me, per i miei ragazzi, scopi. mandatela pure a me. Vabbè, pigliate i telefoni e fa la condivisione a chi tiene il telefono. Ho mandato il numero a tutti, vabbè. Niente. A tutti. Chi è Vito? Assurdo. Foto. Vito, ok. Vedo, cazzo mi ha mandato il contatto, vedo, ma che Sì, stai tutti facendo? quanti, a tutti quanti. Sì. Grazie signor Vito. Niente. Che sta succedendo? No, non ci sono le foto, sirene manda dell'auto, foto. no. Un attimo. Ma perché hanno acceso la Che sirena di cazzo quella si macchina? manda la foto? Ma cazzo si manda? Vai sulla foto e poi fai condividi e ti escono tutte le persone che hanno il telefono. Ah, bello. No, sembra... ok. A posto. Accetto. Easy. Mo ce la vede nella galleria. No, io non c'ho niente. Bellissimo. Non me l'ha mandata, Vito? Fanno esempio, Gallery, sì, Ce l'hai il gallery. telefono, Beh, il telefono. Ah no, vai, manda. Arrivo. Vado. Giorgio, ma di nuovo, va. Niente è andata. Ah, eccola. sì, moltiplichiamo, dai, moltiplichiamo. E dove me l'ha trovata? In galleria? No. Sì. Capè zucco ma coperto. Ma io la vedo in orizzontale, No. anzi in verticale, devo vederla dall'altra parte. Mamma mia come Basta. spicco nelle foto. Mamma mia, bro. Ciao Gianluca, non so se siamo stati là, sinceramente. Non ho idea, perché sono entrato No, mezz'oretta anch'io. fa, un'oretta fa circa. Sì, fra, scusami, ero in occhietti. Cioè, sono in occhietti. No, assolutamente. Che cazzo di sirene, oh. Ah, vero. Ah. Ma quello... Se
non funziona, avvisami della riportata. Allora lo so che mi incono la macchina a cozze. Dimmi se funziona. Non la posso chiudere. Mettila dentro l'armeria. Sì, lei dentro, sì. Dentro l'alimentare. Ci passa, no? Ma che cazzo metto dentro? Mi scusi, gentiluomo, con le ciabattine. Ah, grazie. Con le ciabattine. Infradito. Infradito. Ho bucciato il Sono ciabatte. infradito. Ma non sono infradito. Sono ciabatte. Non ciabatte, infatti. Ah, tranquillo. Oh, Ciao, cancello bello. tra 2 minuti. Ciao. Non ho capito Buonanotte. niente. Coda al Tamu? Coda al Tamu? Vabbè, ci sta. Ma dove sei, fratellino? Ho liberato il posto. Buon lavoro, buona fumata. E niente, scappano tutti. A me, che ho fatto? Mettila qua dietro, vedo. Mettila qua dietro, vedo. Ma dove? Ui. Dietro Che fa? la mia, così non se la... No, la sto un po' bloccando, così non se la rubano. Ma chi sta a rubare? Mettila dietro la mia. La mia. Che cazzo? Dove va? Apri la macchina. Ok. Sta a farla, bene. Vai Rocky. Ma che è sul Titanic quello? Ma che cazzo stanno facendo? Ok, così non si rubano la macchina di Gianni. Io con te partirò. E niente. Ma... Oddio. Titanic. Il Titanic, il bro. Oppala! Minchia seccato, no? Io sono pura velocità. Ma mi sembra un attimo... Ecco. E niente. No, qua sta prendendo il cane, fuga. Questa prende il cane. Aspetta, vediamo, vieni qua. Bello Rocky. Vai. Buon uomo, visto che sta qui a lavorare non fa un cazzo, lei melanzana, anzi no, non lo so, vabbè, quelli di merda. Lo daresti in coltello. Chi è Nocchietti? Sì, chi è Nocchietti? Io. No, pensavo avesse detto qualcuno di Nocchietti. Niente. Niente. Visto che è 1 miliardo di volte che me lo prendono. Cosa? Cioè, spendo più soldi in coltelli che... in auto. Dammi il documento Bitto. Un attimo. Va. Ok. Peccati questo. Oh, Mi dia un secondo, mi dia un attimo. hanno sparato. Si spara? No, chi ha sparato? Chi ha sparato? L'ho visto. No, latte. No. No, che cazzo? Raga, no, madonna. Oh. E io? Sto giovanotto. Oh, il coltello. Il coltello. Vieni qua che ti do il coltello, vieni qua che ti do il coltello. Faccio la fattura. Pure la fattura con questo qua. Mamma mia, che brutta persona che è diventato. Lo porto io in ospedale. Vai. No, grazie mille. Prega per noi peccatori. Ma ci sta il cane, mo. Io se esco mi morde? Quanto è bello, No, guarda. è buono, guarda, è buono. Sei buono? Sei buono? No. È buono. vabbè. Oddio, ti è alzato. Sembra di no. Io entro dentro perché non... Attenzione che morde. Da quanto ce l'avete? Da un po' c'è la ragazza che andava via. Ma la padrona l'ha lasciato qua. Cioè, è La andata padrona, via. la padrona è una merda. L'ha abbandonata. L'ha abbandonata la padrona. È rimasto anche un beat, sta qua a import, scusate. No, non piace. Sì. Me ne regali, bravo, me ne regali.
Non è mio. Non è mio. Di chi è? Di chi è? È di un mio amico, me l'ha prestato. Ma possiamo provarci a fare un giro? Se me la riporti. Sì, sì, guarda, c'è la mia macchina davanti, quindi... Ma entra in sitcar con noi. Ah, vabbè, io, vabbè. Vabbè, Vito, vai. sì, vado io. Vai tu, vai tu. No, ma ragazzi, credo che queste macchine hanno 4 posti, Ah, 4 posti, è Ah, vero, 4 4 posti, sì, vai, teoria Vito. sì. Falli dietro. No, vabbè, vai. Ma io sto lavorando, quindi no. Era qua, guarda, che strano. Tanta roba. Che cazzo è tra l'altro? GTR, sì. Sì. Ma GTR. frate, questo è attaccato al terreno. Minchia, attaccato al terreno. Sempre lui. No, Era giusto dopo. non Cosa ha è, perso? non è buggato, cioè non è attaccato al terreno in realtà. C'ha sto problema che quando cammina un po' troppo veloce salta. No, ma che cosa stai dicendo? Questa qua salta? Questa salta? Porco dio, 3,40 in 0 Questa secondi. salta? Ma tu, Questa macchina salta? tu ragazzo che sei seduto in sitcar, tu sicuro sei di Bari al 90%. Io sono di Andria. Di? Andria. Ma è provincia di Bari? Sì. Ah, io sono la Prigione. la voglio sta macchina. Dove Io stai? sono qua per Prigione. fare- per fare Lecce, rapine Brindisi, te li conosci? Sì. Ah, io sono là. Ma te con questa qua te li mangi? Ma te proprio te li inculi? Non credo, ma mi sa che è sceso. Ah, no. Ma mi sa che Fra, non credo che si possa usare in Sì, si può, le macchine in Ti prego, fammela provare. Male, fermati subito, fammela provare. Ma te 4,20 così? Ah, ma comprati. Tu cos'è che ti volevi vendere? L'X6? io mi prendo l'X6 ma lo maxo. No, Fra, fammi provare subito questa Cioè, macchina. guarda, Mi fai provare sta macchina, per favore? guarda guarda come gira. Arriva al bar e poi... Inchioda. Oddio. Oh, fammi provare, Fra, fammi provare. Poi c'ha 4 posti, è fortissima sta macchina. Guarda come entro. Aspetta, Oppa. Opla. Metti in sport. Porta. Minchia ragazzi, che sta macchina... Vabbè, questa Fra, GTR è quella nuova. prendi questa, prendi questa. Ma poi Frate, ma non qualsiasi cambia, macchina sono tutte le comunque, sì. macchine. Cioè, se io mi metto una smart, va comunque a questa velocità. Sì. Gira. Madonna mia, che freni della Madonna. Frate, con questa Porco Dio. No, io voglio farci la zecca di stato con sta roba. E sto cazzo che ti prendono. A sto punto fai la zecca con la Kuruma 100% blindata. Vabbè, si può fare, Spendi 300 euro, 140, ma non ti killano manco se ti lanciano 950. 4,50. Vabbè, sì, 500 quasi. Sì, fra, ti dico già che sto per... il mio computer sta per esplodere. C'è il mio computer che sta facendo gli scoppietti dallo scarico, anche se il computer non è una macchina. Vabbè, è troppo bello. È tua la macchina? Guarda. No, è di un amico in comune. No, ma Dio, no, ma è fattibile. E in più le import non hanno le targhe. Sì. Sono tue ma non hanno le targhe. Sì. Ma fra, prendi a me che hai detto che qualsiasi import che prendi. Qualsiasi, è attaccato al terreno, frate. Fra, ma se le importi solamente non è attaccato al terreno, No, la devi maxare. No, devi anche Ci devi potenziarla, mettere devi pagare 150. altri 100 euro se tu vuoi. Ma io sto cazzo che spendo soldi su ste vende, ragazzi. Guarda, non ha è senso, indescrivibile. non ha senso. No, cioè, con questa pure io riesco a seminare i poliziotti, fra, che faccio cacare. Non girare, Perché ogni tanto l'hai visto... Devo riprovare. Hai visto quel Mercedes nero? Il Classe G, il Brabus. No, il Brabus, quell'altra, fra, quella vecchia. Con la Ma lettina scendi dietro. dalla sitcar, entra normale dietro. Aspetta un attimo. Guarda come ti inglobi dentro la sportello. Vai. Fammi vedere come la macchina. Minchia, da dentro pure è una bestia. Certo che dentro non si dà conto a nessuno. Aspetta, io ho visto una clip di quelli col... Ma tu manco sta macchina riesci a guidare, ma come cazzo è possibile? È così tanto attaccata al terreno che non le prende. Cioè, se io faccio una roba del genere si attacca, è normale. Sì. Sembra che c'ho del Questi sono tutto gli segreto. Vedi, Guarda, visto vedi, a è appena volte... che un palo, perché sono tanto buggate queste macchine. Aspetta, io ho visto una clip. Ma questo non è un bug, questo vuol dire che sei scemo tu. Allora. Guarda, io ho visto una clip qua. Fra, al centrale facci piano, fra. Altrimenti mi fai esplodere. Guarda, ho fatto così e poi ha frenato qua. E le macchine da polizia sono tutte volate qua. Bravo, e quello là è quello che dico io, fra.
Quel Brabus Brabus grigio. è un amico... Ah, sì, quello è anche un amico intimo, diciamo. Ma frate, io voglio chiedere se me l'ha preso una volta per qualche rapina, perché non ne ho bisogno di robe del genere. Ed è mica come quella... Mamma mia. Sì, Madonna, fra, ma con sta macchina voli. Sì. Con sta cazzo di macchina voli. Sì, ma appunto non te li mangi. È attaccata, non ha senso. Però vedi che la macchina grigia, la Brabus grigia l'hanno nerfata, molte volte. Ma insomma, vabbè, fai 280, voglio dire. Aia. Beh, bella botta. Ma io non intendevo Aspetta che quella grigia, io intendevo Merda, quella... il signore là sopra il motore. Poi, la mia macchina dove sta? Mi fa scena. Mi sa che si È sia volato la andato macchina. sul lavoro. Ma fra, ma tutto bene? Non ti è arrivato Sopra nell'auto? l'auto, Oh, ma la macchina è mia? Ti aiuto, no, non ti aiuto. Dal tuo lato penso sia fatto un bel puff. Aspetta che Dici? sposto a me. Serve l'armeria. Dammi un passaggio al garage. Ma sei imbizzita, vedi sto vizio di salire imbizzita. Per fare veloce. C'è di... Vabbè, ciao. Meccano, me la pulisci poi la macchina, Meccano. Che cazzo mi hai preso? Per... Ma come che cazzo ti ho preso? Fai il meccanico. Ma io neanche lo volevo fare, in officina non lavoro. Non lavori in officina, non lavoro. No, Come va il si lavoro è in bloccato. officina? Questi giorni un po' poco. Non so, vedi perché me ne sono andato anche per questo, perché c'è il lavoro, a parte che mi ero stancato, fai sempre la stessa cosa. Vabbè, dopo un po' ti stanchi, sì, è vero. Sì. Franco Gioia? Aiuto, ha scritto. È quello che sta... sì, Ah, là. quello che sta in armeria, quello che fa la macchina, se ne mangia del cane. Vai, Vito, vai. Ma... Vedi se riesce a poter bloccarmela attaccando. Check radio. Occhio, ok. Bravo, body bloccamela. Per favore. Grazie per il body block. Vai, così non se la ruba nessuno. Vado perlomeno. Ma tanto l'auto spinge come... Spinge. No, sì, la mia, non è la mia, però Sì. in ogni caso. Spinge comunque, la spinge subito questa qua. In caso. Lo so, vabbè. Bro, vieni a fare il giro di sta macchina. Ma ti prego. perché fa queste cose? Ma che I cazzo? don't capi. Niente. Non ne sì. fatto. Io ho fatto Non ho bisogno? No, sto facendo il nemico. Anzi, ti posso vedere, mi viene quanto vorrebbe la vita. La conosco. Quanto partita?
Oh, c'è sei combinata. Togli. Non ce la faccio. Tutto a posto? Arrivederci. Oh mio Dio. Senza gomme quella macchina. Oh bro, fai fare quello sul motorino, vediamo se worka. Prendi. Non penso funzioni anche sul motorino sta roba. È vero? No. No, qua no. Vai, porta a fare un giro? Metta il punto, metta il punto. Dritto, dritto. Andiamo? Faccio un giro? Dove andate? Aspetta, un attimo. No, Mm. vieni con una macchina. No, fammi provare sta macchina. Vediamo quando va veloce sta macchina. Oh, io mi frego quella, vediamo. Cosa? Dove vai? Signor Vito, io sono Numa comunque, non ci siamo mai presentati. No, infatti. Non... Piacere. Sì, piacere. Piacere di conoscerti. Ah, piacere Prima mio. ci siamo condivisi anche il contatto quando sì. ho inviato Ho le visto, foto. ho visto, Grazie ho visto. mille, grazie mille. Niente, figurati. Io sono un amico di Pablo. Quando se vi serve qualcosa, sempre a disposizione. Grazie mille. Niente, Lei dove lavora qui in città? Di solito io lavoro ad officina, bazzico là ogni tanto, o autosalvage. Dove lavorava Pablo? Sì, Ho capito. Bene, bene. Niente. Sono passato qualche volta lì. Vabbè, non me le ricordo sinceramente. Non ricordo tutti quelli che passano. Sì, è lo stesso per me. Ok. Hai ragione. Occhio. Tutto bene? Non riesco più a guidare io. Ma hanno preso la sua macchina tra l'altro. Grazie questa? ragazzi, grazie. Aspetta, Perché parli del plurale? Plurale? sono 12 cilindri? Sì. Però io onestamente la proverei. Andiamo, mi sali proprietario, sali. Io mi metterei comunque la cintura. Questa qua già fa cagare. Poi, Vuole così alta? se gira meglio sì, dai. Sto elicottero. Accelera. Ma la voglio fare bene questa, no, aspetta. Mettiamola più giù. Mettiamola proprio bassa. Queste così, le incliniamo leggermente. Proviamola così. Vediamo. Però cerca di non passare dal centrale, sennò mi fai puffare via. Una cagata. Riportiamo la base. Di correre so che cosa corre. Sì, corre un sacco, ma qua non frena, non gira. Buono. Vamonos. Andiamo là. Quanto fa schifo però. Senti, mi potresti riportare là, per favore? Sto andando là. Ah, ok. Carabinieri
Aiuto. È buono Frasto, l'imperiale. Ti serve qualcosa? Una scelta, una verità divertente fino a una certa. Però come può confermare lui non ho mai fatto letteralmente niente. Niente, Odo. Oh, donna corre, donna costante. Oggi è bella allegra qui la situazione. Diciamo che bene o male c'è sempre tanta gente. Sì, sì. Mm. Ora, ma tu sei col Brabus. Ok, ok. Devo fare una roba. Tipo ti. Se vuoi ti accompagno, nel senso che Lasciami vicino mi al porti. marciapiede però. Non inciampo. Vabbè, niente. Però devi trovare qualcun altro per portarti insieme come era Pinato. Sandra, ha preso te, sali sulla macchina. Uno che sale sulla bici, uno che sale sulla bici. Poi Uno che sale sulla provo, bici. non ci voglio. Dai. Se vuoi ti faccio da... Sei tu, Vito. Sì, sì. Dicevo... Perché devi fare? Devi staccare? Per un po' ci posso Perché ho preso stare, te? poi stacco. No, voglio ancora Sandra, mi sa. Fammi sentire... sei solo tu? Sto scemo. Com'è? Ma ci sei solo tu? Quasi. Fammi sentire se Pablo vuole venire insieme. Ehi, Vito. Vuoi venire a fare un mezzo lavoretto? Che cazzo che devi fare? Stai qua. Una rapina con un ragazzo. Però la fai tu a lui. Cosa? La fate voi due. No, io non posso Niente. fare... Aspetta, chi è? Chi è il ragazzo? Con me sta, con noi sta. Posso fare l'ostaggio, ma non, cioè, ma non così. Ok. Non è che mi vuoi chiamare e mi dici fammi l'ostaggio. Lo so, fra. Vabbè, ti Devi- lo vediamo. Mi da rapire, cioè, mentre così. Dove stai? Dove stai? Dove sta? Ah, sta là. Senta la macchina, per favore, grazie. E niente, non lo può fare. Vabbè, no, vai tranquillo, io ora mi arrangio. Vabbè, dai, sistema tu eventualmente. Non ti preoccupare. No, stavo qua. Però mi fai Oh, spazio, che bro. moto è? È velocissima. che No, moto è? fatelo da solo, spingila un po'. Che moto è, fra? Esatto, così, così. Sto bene, tu? Oh, è TM. Guarda, già che muovi la mia è veramente incredibile come roba. L'African Twin. Anzi, poi gli faccio anche il full kit. No, non la fare che sto gli andando, rompi la macchina e fare gli il full rompi. kit. Tutto No, bene, gli Pablo rompi ha la portato macchina. parecchio fermento. Gli Ah, rompi Di chi è la questa? macchina. Di vabbè, dov'è il Ottavo? bot? Oh, il No, bot. no. Di chi è? Il mio amico. Bot, Sto fuori capelli il giro rosa. avanti e dietro un attimo. E basta che non gli fai il forchetto perché gli rompi la macchina. Vai, vai. Oh, ti stanno chiamando il bot addirittura, per quanto sei scarso. Bot. Allora? Chi me l'ha detto? Guarda la farfalla che c'è lì. Girati un attimo. Devo girare. Girati. Ah, ok, ora puoi parlare. Così ho la faccia davanti. A posto. Ok, a Stavi posto. dicendo? Primo. Chi l'ha detto del bot? Questi ragazzi che stanno Lui, qua. Lui con la Oh, maglia signor rosa. Tonino. No, non ci credo. Oh, non Vito, ci credo, lo sei da dico. solo? Io sono un bot. Mo sì. Ma compagnia a fare un attimo un documento. Aspetta, ecco. Bella, Io bella, non fa, posso sì. pensarla, no. Vieni qua. Hai da dove? Sì. Ok. Vedi, ti lascio la porta aperta. Sbagliato. Quindi tu vieni sopra e si apre. Si apre da solo. No, ti aspetto fuori, fra. Sempre per lo stesso motivo. Ah, ok. Ok, ti aspetto un po' prima della strada. Facciamo una cosa, ci vediamo all'officina. Ok, fra. Ok. Ciao. Ciao.
Ciao Erika, benvenuta. Oh Vito, sei tu? Sì, sì, sì. Vieni, vieni. Ma devi andare là sulle montagne? Sì. Ah, se no andavamo in elicottero, facevamo prima. L'unica cosa devo andare un attimo a mettere i soldi in banca. Ok, vai, vai. Poi devo ritornare qua, Oddio. all'officina. Ah, Ah, ok. stiamo facendo la rapina questi. Sì, sì. Ma sei andata all'incontro? No, vai a sinistra, a sinistra. Alla banca grande, dove c'è la banca grande. No, non sono andato, non sono riuscito a partecipare. Secondo me hanno detto qualcosa dei documenti all'incontro. Tu non hai partecipato, non sei riuscito. No, ho preso sonno. Ho capito. Perché ho visto un sacco di chiamate perse, tipo verso le 11:30. Ah, Subito vengo. vai, 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 vai. Sì, ma come funziona? ATM? Ma come funziona prelevare qua? Devi fare l'occhiolino, muscoletto Sì. Q. Ma appare tipo una cosa. Avvicinati. E fai usa ATM. Poi clicchi la fessura per inserire la carta. Sì. Ok. C'è miseria. Sì, poi fai prelevare. Ok. E No, in poi questo scrivi caso devo depositare. depositare. Clicchi. Devi cliccare sul Ok. bottone. E poi ci Deposita. metti... Sì, e l'importo. Pronto officina? Salve officina, sono rimasto Sì. chiuso nella macchina perché è senza benzina e non riesco più a uscire premendo F. Come potrei Ma ce l'ha fare? la cintura per caso? Come si mette la cintura, scusa? Con muscoletto B. Muscoletto B. No, sono senza cintura. Ok, prova a scendere. Beh dai, Non in va. officina, va. Mi accende la macchina se provo a scendere. Allora, tu sei in officina per caso? No, no, sono per strada al 721. L'unico problema è che dovresti chiamare la CR. Che sarebbe? Removia, removia. Remo via. Sì, sì. Mo provo. Va bene, va bene. Come ti dicevo, Tony, se vuoi vado a prendere l'elicottero, ti aspetto qua. Non andavo all'elicottero? Volendo sì. Oppure andiamo Che in ci devo macchina. arrivare al negozio degli animali, devo arrivare. Sì, volendo ci possiamo andare. Vabbè, dai, andiamo con l'auto. Ti aspetto qua. No, che un secondo ci metto. Sì, vai, vai.
andiamo. Ovi? Sì, arriva un attimo. Vai, tranquillo. Ok. Ti posso chiedere se posso guidare, se no poi Sì. mi blocchi tutto. Non so perché quando sto con te vado tipo a tratti. Vai. È il negozio degli animali. Devo cambiare macchina. Ti insubo, va se ce l'hai. E c'ho il Titan. Perfetto. Se vuoi posso chiedere a quello là, come si chiama? A Pablo, per l'incontro. Per cosa? Per l'incontro. Non ho capito. Se hanno detto qualcosa all'incontro. Infatti sì. Sì, bisogna chiedere. Ho visto che non te li hanno tolti i ruoli dell'officina, quindi per ora non puoi fare nulla. Ma come faccio? Cioè, non appunto. ci sta il proprietario. Esatto. Va bene. Sì? Pronto? Ciao, mi senti? Caro, mi senti? Sì, mi dai giusto 10 minuti e ti richiamo. Sto facendo un attimo un'altra consegna. Ok, grazie caro. Ovi, come ti dicevo io, hanno detto qualcosa, che mi è arrivata una chiamata a 4 di loro. Vai a destra. Ma come non ci sta nessuno qua? No. Ah, mi devo mascherare? No, non c'è bisogno. Ok. No, non c'è nessuno. Questo siamo uscito di città, Vito. Dici? Un attimo qua, va. Un attimo qua. Dove siamo usciti di città? Ovi? Oi. E niente, questo qua l'ho scritto. Che ha detto? Non risponde Non al vedo. telefono. Ma è strano, questo qua era pure napoletano. Ah. Ma il posto l'hai scelto tu qua? Sì. Ah, ok. Macchina? Andata via. Sì. Vabbè, niente, via. Insomma, tu ti tieni da fare qualcosa o vuoi perdere un po' di tempo? No, ci sto qualche 10 minuti, un quarto d'ora. Ok. Vabbè, ma provo a fare un'altra chiamata a questo qua, se no chiamo questo qua che mi ha chiamato mo. Va bene, va bene. Faccio una chiamata. Vai. E niente. Ha chiuso.
Caro, mi senti? Non c'è problema. Non c'è problema. Ti aspetto al negozio degli animali. Ok, ciao. 240. Brother. Sì, sì. Al 244, Al negozio degli animali, Ciao, ciao. Ciao, ciao. Arriva? Sì. Vabbè, se poi facciamo solo questo, poi dopo gli altri me li faccio da solo. Pensavo che era una cosa più veloce, invece secondo me hanno avvertito l'incontro, hanno detto di qualcosa. Mi è mai capitato che entro così e mi chiama così la gente. Forse hanno detto di scoprire chi sei. Ah, ben venga, ben venga, fa un po' di RP. Ah, beh. Ma chi mende a sgamare, Vito? Come? Chi mende a sgamare, Vito? Ah, vabbè. Brutta che Io me sono più forte. No, Vito. Aspetta un attimo. No, è veramente, Vito, tengo con quella chiavetta addosso, se qualcosa sparo io, se arriva una guardia. Beh, ovvio. Ah, difficile che ci stia la guardia, secondo me, anche perché non penso partecipano alle riunioni, quindi... Ecco perché dico. Però sai chi fa meta con la palla, con quella cazzo degli occhietti. Ah, vabbè, quello è vero. Vabbè, ma voglio dire, anche se se avessero nominato sta cosa qua, non è che sanno che il tutto avviene. No, no. Mi sembra Tu un po' c'hai un po' difficile. d'acqua, Vito? Sì, va. No, per loro è molto molto difficile. Sì. Ma adesso sto facendo sconti a tutti, Vito. Ah, per farne di più, dici. Io per 100k, non vedo che per 100k non l'Inse li fanno. Fa una differenza assurda fra 400 e 500. Ah, ok. Senti, ti dirò... Dimmi. Tu non sei sull'applicativo, vero? Quello... Sì, ce l'ho sotto mano comunque. Che quello là ha scritto massima presenza, per esempio. Tu hai visto il messaggio di comunicazione? Sì. Quello là Il dico. punto è che 2 minuti prima a me mi ha scritto aumentiamo. Sì. Però ti ripeto, secondo me hanno detto qualcosa all'incontro. Andiamo a vedere se è arrivato, Ok, andiamo. Vai. Questa è la mia. Ah, questa è la tua? Sì, sì. Che ce l'ho tale e quale, capito? Identica. Sì. Vabbè, se te ne prendi 4, caro, di solito sta a 500.000, ma se te ne pigli 4, ti faccio un bello sconto. No, e come fai? Quello sta mezzo milione a documento. 500.000. Esatto. Però ti dico, se te ne prendi 4, ti faccio risparmiare. 450.000, sì. E come faccio a farci mandare app? Se te... No, solo i documenti. Se te ne pigli 4 te li posso fare 400.000 invece di 500.000. Se no... Sì. Che risparmi 100.000 euro a documento. Hai capito come?
No, come faccio? Costa un documento, uno solo, 500.000. Li fa 400k per 4 su 4, 8, 1 milione e 2, 1 milione e 4. Oh, su 7. Un Hai e 6. capito? 1 e 6. No, 1 e 4, ho sbagliato pure. Cioè, veramente, se te ne pigli tutte e 4 invece di 1 e 6, posso fare 1 e 5. Ti ho fatto altri 100.000 di sconto. A quando arrivi, mo? Quando ti... Fai una cosarella solo. Fai una cosarella solo, un numero mio, tieni. Ti ripeto, se te ne pigli tutte e 4 ti faccio un bello sconto. Vedi, seppure non ce li hai tutte assieme, comunque te li faccio a 400.000 l'uno. Vedi tu, fa tu, il cazzo. Ciao, ciao. Ciao, Fra. Napoletano, io napoletano cerca sempre a fare, oh. Sembra fregare. Sì, voleva 400.000 tutti, capito? Ah. Cioè, l'unica che dava niente. E quindi non viene più qua. No, ha detto così, mo raccimolava un attimo i soldi, vedevo un po' quanto c'aveva. Che ci sta là avanti? Ci sta una macchina avanti. Ho visto, sì. Aspettiamo a questo. Macchina? È arrivato. Sta. Sì, sta dietro. Dovrebbe stare da solo. Oh, mettite la maschera, va. Ok. Aspetta. Vai. Caro. Ciao. Caro, mi posto? senti? Sì, sì, Tutto sì, a posto. Tutto a posto, scendi, scendi, è lui, è lui. Ciao, buonasera. Tutto a posto. Ti devo chiedere solo Tutto una a cosa, posto. caro, se alzi solo un attimo le mani. Come no? Vai, prego. Ma non è per me, lo odio fare Sì, sto sì, fatto, sì, sì, non ti preoccupare, già lo so, già lo so. A posto, a posto, a posto, a posto. Era solo per la GoPro. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Allora. Allora, dammi solo il tempo che ti prendo i soldi dal portafoglio. Fai con calma, fai. Se li metto a terra, va bene? Sì. Ecco qua. Aspetta un attimo. Vai, vai. Ti hanno già detto come funziona. Prendi sta cosa da terra. Ah, ok. Perfetto.
Ti hanno già detto come funziona? No, se mi spieghi un po'. Sì, allora, tu vedi qua, sta al 227. Sì, Ci sta un garage, a sinistra del garage ci sta sì, un cancelletto, ci sta, no? Tu sì. entri dentro questo cancelletto, fai 4-5 metri nemmeno. Sulla Mhm, sinistra ci sta tipo una porta di un garage. mm, Premi un muscoletto e ti si apre l'animazione, capito? Che parli con un tipo, con un personaggio, ti fa parlare. mhm. E poi inserisci nome, cognome, altezza e quant'altro. E ti dà il Ho documento capito, poi a te. ho Poi capito. il consiglio... Sì, 277, scusami. sì, proprio qua avanti sta, sì. Ok, perfetto. Il consiglio che ti do poi, quando c'è il documento, tienitelo Sì, sempre nel portafoglio, all'evenienza che ti serve, tipo che sì, ne so, se magari sei un boss di una famiglia, non lo so, sì. vai ai campi e, capito, mettiamo caso ti arrestano, tu usi in quel caso il documento che ti serve a te. In pratica, Mm, tienili sempre nel portafoglio, sì, all'evenienza cacci quello che ti serve. Perché ho pure quando ti capito. arrestano nel portafoglio non possono mai vedere che c'hai, Perfetto, ok? perfetto, bro. Questo è. Perfetto, devo cambiare per caso acconciatura, faccia o la Mm, scelgo direttamente là. quello poi è a discapito tuo, comunque sul documento non esce la foto. Ah, ok, perfetto. Capito? È perché come è un documento questo qua normale che c'è addosso, è tale e Ho quale, capito, identico. ho capito. Ok? Va bene, perfetto. Qualsiasi problema mi chiami. Va bene, grazie mille, Qualsiasi bro. cosa. Ok? Grazie mille. L'unica cosa perché lo devo scrivere in applicativo, la Sì, famiglia, guarda, ce l'hai dietro la schiena su quelli là, no, no, brava. ok, a posto, a posto, a posto, a posto. Oh, scusami, scusami, Ma scusami, scusami. ti dico, non è perché devo sapere la famiglia, solo perché come ben sai c'è un limite, Sì, sì, appunto sì, lo devo so, sapere a sono chi li 2 dai. settimane per famiglia, non ti No, preoccupare. no, ma per caso posso chiederti una cosa? Sei andato all'incontro Dimmi. stasera? No, però l'ho seguito fuori città, in Ma oggetti. sai se hanno parlato dei documenti? No, bro, l'unica cosa che ha detto Sì, il capo l'alto in assoluto? grado, bravi, Sì. l'alto in grado ha detto solamente le droghe che dobbiamo portare. Ok, non hanno parlato però dei documenti. No, perché che è successo? No, perché ho visto, a parte la chiamata tua, parecchie chiamate. No, no, vabbè, io è una chiamata mia perché comunque essendo un grado alto in famiglia, No, non c'è problema. vabbè, tu comunque mi conosci o non ti conosco, io sono sono uno dei boss degli ispetti, quindi ho bisogno No, per no, forza del documento prima che ho succeda capito. qualcosa che non Ma deve succedere. forse, dall'accento mo forse, ma conosci per caso un mio caro amico? Dipende. Jack, in Jack, città, Jack Infelice. no. Napolitana, cioè di qua lui. No, può essere che l'ho sentito parlare, però se mi dici il nome... Il proprietario dello Sky Bar. No, 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 fra, No, niente vabbè, di questo. a posto, no, era una Non so se tu cosa... conosci Enigmista. Sì e no, cioè nel senso... Anto- eh, lui è mio fratello, Ah, a posto, quindi a posto, a se posto. conosce lui sa apposta. No, vabbè, ho fatto una volta, stavo dentro la sicurezza di uno, facevo il fatto dei ristoranti e mi ricordo stava enigmista al Moor, Mm. fece proprio una Mhm. bella cosa proprio. E Sì, sì, stavo e là, lui è il proprietario del muro. sì, 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 mi ricordo là e dissi, ah, bello sto ragazzo, forte, ci sa fare Mm. come sempre, mi ricordo il fatto del ristorante. Ho capito. Vabbè, Vabbè, bello. bro, non ti intrattengo più No, di no, manco tanto. io. Ti saluto e ti Grazie, ringrazio. grazie mille, grazie a te. Fra Ciao, buona serata. qualsiasi cosa chiamami. Pure Va bene. se ti dico, un mio amico sono stati arrestati, era all'inizio Mm. però, era all'inizio. E per un problema di città non gli usciva il documento giusto che ci doveva uscire e appunto Mhm. sono andati in CAF e hanno detto no, guarda che io c'ho il documento falso. Cioè Ho qualsiasi, pure capito. una problematica di questa, chiamami, Mhm. capito? Senza problemi. Va benissimo, bro. Va bene, Ok? grazie mille. Ciao Ciao, bello. ciao. Ciao ciao. Dove ci sei? Ah, devi uscire. Come? Devi scendere. No, vabbè. Vabbè. Pronto officina? Salve caro, Salve. servirebbe una macchina al mio amico. Non vendiamo auto. Non gliela puoi vendere di tasca tua? No, perché ci deve essere l'usato per venderla.
Mannaggia. Vabbè. E dove posso andare a quest'ora? Quest'ora ti conviene scrivere nel giornalino, ma non penso ci sia qualcuno. Andrei in due giornalina a scrivere. C'è quel cacchio tutto Dove saliera? YouTube. Sì. Va bene, caro, Va bene, grazie va bene. mille. Ciao, ciao. Hai visto che ieri sì. Ecco, fa tutta gente così a maggior parte. E ti dico Ma- una cosa. Mm? Spectre ce l'hanno quasi tutti in documento. Ah, buono. Sono i clienti numero uno, te lo devo dire. No, e sai pure chi mi chiama spesso proprio con la pala? Chi? Oh, vedi queste cose, se gli dico pure se c'è la clip e la GoPro non valgono niente, eh? Oh, non ce l'ho, guarda. Non ce l'ho pure se proprio. sempre bai, non si sa mai quello che fai. Bastard. Sono i Swiss, qua chiamano proprio cavalli Swiss. Mamma, immagino. Per quante volte vengono presi. Se ne fa, ha rubato Ferrari, vedi tu. Penso di sì. Vabbè. Facile, facile. Aspetta, mi chiamano, via. Guarda. Va via in questo telefono oggi. Pronto? Ciao Lold, benvenuta. Young Stephen, fra, non penso di venire anche perché fra 5 minuti penso di staccare, fra. Ora resto un po' e poi chiudo gli occhi, credo. Anche perché domani ho un po' da fare. Sì, no, assolutamente no, devi dare solo 5 minuti effettivi però. 5. Sì. Ok, allora non vieni con lui. Perfetto, 5 minuti arriva. Ciao. Oh, via. Ehi, altro? Sì. Vabbè. Accompagnato? Andiamo, andiamo. Aspetta che apro la macchina. Perché devo andare un attimo sempre in banca prima. Ok. Ha chiamato sempre lui, enigmista, È da un po' che non lo becco in città. Aspetta. Vai. Andiamo. Ma mo ho messo 200.000, ma ho messo tutti i soldi in banca, ma che palle. Ricorda di andare in officina prima. Come? In officina prima. Sì. Ma è un elicottero a terra? Sì. Tu devi andare in officina? Sì. Io devo andare un attimo di nuovo a comprare la chiavetta là. Ok. Vai, ti aspetto.
Che c'è? Tony? Non ti sento, fra. Ci sto, ci sto. Ah, ok. Ecco. Le hai già dato appuntamento? Sì, no, lui già sta là, mi sta aspettando là. Ah, ok. E li faccio venire sempre là perché è vicino al posto e poi è abbastanza riparato, capito? Sì. Metto la maschera. Sì, sì. Ok, stavolta scendo visto che non l'ho chiesto. Stava là davanti, ho visto. Lui? Sì, stava una macchina là davanti. Ho visto la macchina, ma non... ah, ok. Bro, sta avvenendo. Ok, ok. Mi senti? Sì, sì. Sta avvenendo, dagli il tempo. Ah, a posto, a posto. Io sto con un amico, comunque. Lo dico Ah. per correttezza, sta con Ah, me. no, vabbè, Lavora con figurati. me, sta con me, cioè, Ah. tranquillo. Ciao, buonasera. Buonasera. Ah, buonasera. Ah, comunque io parlai pure con un tuo appartenente, ma non so che grado ha, con Phil. Film... ho Io lo capito, chiamo sì. così, non Ok, so come si ok. chiama. Lo chiamo Filo. così. Filo, sì. Mhm. Sa benissimo che il limite è aumentato a 4, infatti se tu muovi in coso illegale, nei cosi dei documenti è Ah, arrivato, hanno spostato a 4, hanno modificato. ecco. Ma questo l'hanno modificato stasera, Mm. perciò No, vabbè, perciò io ti ho avevo chiesto se eri letto... stato là, perché secondo me hanno detto qualcosa, secondo me. No, bro, io ti dico che ho visto la live in oggetti del grande Sì, sì, capo sì, sì. e ti ripeto, ha parlato solo delle droghe, vabbè, delle droghe che abbiamo portato, Perfetto. di quello che dobbiamo portare settimana prossima e basta. A posto, a posto. Lo chiamo un momento fuori RP per vedere dove sta, perché non ho radio, non ho niente. Macchina. Occhio, Sì, sì, è lui, è lui, è lui, è lui, non ti Ok, preoccupare. ok. Ok. È l'amico che ti ho detto. Ah, a posto, a posto, a posto. Vieni, tanto, vieni. Bro, lui è l'altro boss che ti ho detto. Ciao, piacere, Taco, caro. Piacere. Taco. Ragazzi, l'unica cosa, parlando un attimo off, ho visto sta il coso dei veicoli. Se vogliamo entrare un attimo, un minuto manca. Non vorrei Sì, perdere ok, piedi. ok, ok, perfetto. Sì. Non vorrei che rimaniamo tutti quanti a piedi, capito? Sì. Cazzata sto fatto, però. È vero. Quindi stai facendo una cosa del genere. È un po' bruttino come cosa, sì. Sì. Però serve per alleggerire il server. Sì. Di parecchio in realtà. Ah, boh, dovrebbero pure avvisare mo che hanno fatto, penso. Sì, sì, sì. Ora. Ecco qua. A posto, va. Hanno fatto apposta. Vieni, tanto, vieni. Scusami, No, no,
non ti Adesso preoccupare. fatto, Fatto bene, fatto bene. Veniamo a piedi comunque, piacere, dai. Piacere. Allora, te la metto qua a terra. Sì, Il costo certo. ovviamente sto facendo sempre a voi 400.000 perché ormai siete Sì, sì, clienti. sì, sì. Lo dobbiamo fare ancora parecchio. A posto. Mo te li metto pure a terra, vedi? Sì, sì, Stanno qua. a posto. Vabbè, te lo spiega pure il collega tuo come funziona il Sì, tuo. va Vabbè. bene, dobbiamo andare al Tu 277, ci hai il fatto? cancelletto là. No, ancora no, perché stava attendendo lui. Mm. Ma andiamo insieme. A posto, raga. Andate già che avete, capito, nome e cognome in testa, così non Sì, perdete sì, sì. tempo là a terra. Sì, sì, non ti È preoccupare. è l'unica fase dove potrebbero rompere il cazzo qualcuno, appunto non perdete tempo. Lo dico per, come dire, precauzione, capito? Non si sa Sì, mai. sì, sì, non ti Andate preoccupare. là, Benissimo. fate veloce veloce, nessuno ha visto niente, vai. Va bene, vi Perfetto. ringrazio. Ragazzi, Ciao, grazie. ciao. Ciao ciao, Ciao, bye bye. ciao. Ciao. Allora, rimaniamo una macchina qua, guarda, ci vediamo. Andiamo salire. Ma scendevi tu. Va. A posto? Sì, 300.000 facili facili, vedi tu? Lo so. Aspetta. Sì, Vito, sta un regalino nello cruscotto per te, Vito. Oh, grazie mille, tu. No, grazie a te, comunque rischi, cazzo, a fare sti fatti. Oh, grazie. Grazie a te, Vito. Qualcun altro con cui parlare o solo loro? No, penso questi qua, ma non c'hanno i soldi, cioè, non, come ti devo dire. Ah, ok. Che voglio fare? Ti voglio accompagnare al garage, a un garage. Ok. Perché io ora vado in officina e chiudo, sì, chiudo il Ma non ci sta nessuno, sai se ci sta Fazio Fame in giro? Sì, andiamo? Aia. Sì. Che Cioè, botta. non ti voglio far tardi però, mamma mia, Vito. Che botta. Ai ai. Mo lo becchiamo. Ci sta qua ora, tutto il tempo. Ah. Infatti. Non ci credo, non ci credo. Non ci- Buonasera. Ma buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Signori, buonasera a tutti. Buonasera. Si dice Doni? Buonasera. No, vabbè, dopo dire una cosa, magari in privato. Mi devi dire una cosa in privato? Magari sì. Ok, andiamo. No, perché mi Niente. stanno arrivando troppe chiamate, capito? Arrivo, raga. Ah, minchia, c'è parcheggio. Mamma, grande. Ammazza. Cazzo fa, ma sei stato all'incontro stasera? Sì. Ma hanno parlato dei documenti? No. Me l'hanno proprio nominati? No. Zero? Zero. Manco che il limite è stato aumentato, niente? Niente. Ok, grazie. Semplice fatto che è durata letteralmente 20 minuti. La riunione? Sì. Poco, come mai? Tipo che vabbè, c'era da fare. Ah, ok. Sì. Che? No, quasi per sapere. No, perché mi hanno aumentato il limite e dovevano pure dirlo. Infatti, io sono entrato mo' a luna, pensavo. Sono un sacco di chiamate, ho detto che l'avranno detto. Perché poi sono andato a vedere in applicativa e hanno aumentato il limite. No, 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 no.
No, semplicemente specificato le solite cose e basta. Niente, vabbè. Vabbè. Tu non c'eri, Vito? Eh? Non c'eri tu? No, fra, non c'ero. Ah, ecco Cazzo. perché hai scritto in applicativo. Sì, sì. Sì, no, no, comunque no. Questo dicevi? comunque, appunto, faccio fare. Cioè, mo nel ticket di sto fatto qua, ci avevo messo pure il fatto Del cancello, il ghetto. Ma hanno chiuso il ticket, ma me l'hanno chiuso, però mi hanno dato motivazione, è stato aumentato. Però non mi hanno detto se hanno aggiunto i doorlock, i permessi. Vabbè, andiamo a verificare. Ma che cazzo sta Vai. succedendo davanti alla... Aspetta, ma avvicina un attimo. Vai, no. Se possiamo pure qua, io sono oltre in città, No, non capisco che cazzo sta succedendo. Vabbè ragazzi, lasciamo. Aspetta. Vabbè dai ragazzi, lasciamolo stare, dai, calma. Andiamo a parlare con queste civili persone. Tornati domani col polizia. Tutto a posto? Ma che succede? Ma lei tiene il Niente, posto niente, d'armi, scusi. No, stiamo dei tipi insistenti dialogando. Non ho capito. Non ho capito. No, ho detto stiamo dialogando. Ah, ci mancherebbe. Ok. Ok. Bella sta Posso ragazzi, sta a posto? Aiuti, €1 per favore, €1. Aiuti. Avete soldi, aiuto, per favore, aiuto. €1, Bello per visto tu favore. che c'hai sta macchina, alzami $100 per favore. Almeno mezzo. $100, aiuto. Sapete un posto dove andare dove c'è tanta gente? Costa una pistola? No. Mi dispiace. No, mi manca l'ultimo step che sto giorni. Lei sa che conosce un posto dove c'è tanta gente? Forse il bar dei brutti. Bar dei Brutti? E dove sarebbe questo bar dei Brutti? Sarebbe al... Aspetta un attimo, vediamo. Sarebbe al 317. 317? Sì, forse è lì. Quanto? Fatemi guidare, raga. Andiamo al 317, dai, guagnu. Che me lo faccio vedere come si guida. A posto. Abbiamo palo nostro. Ma chiuda un occhio, che dice? Ne manca uno. Lo so. Ma che dice? Mo ci ritrovo i sbirri là dentro che mi fanno sto torto d'armi. Andiamo al bar dei Brutti. No, ci sono due FDO, cioè. Oddio, porca miseria, oh, non riesco mai a... Ma scrivilo. Ma aspetti, che cosa... in quale step è? Al rilascio? L'ultimo. Al rilascio? L'ultimo. Mi devono solo rilasciare, c'ho il certificato, tutto quello è. Di solito il pomeriggio ci stanno per fare i rilasci. Ok. Sì, casomai domani pomeriggio. Vabbè, quando ce l'ha, viene qua, acquista quando vuole. Basta che il porto da. Può fare quello che vuole il porto da. Sì, tanto devo comunque sia sempre fare i soldi, quindi mi tocca aspettare lo stesso. Vabbè, nel frattempo però si fa i soldi. Eh sì, nel frattempo che vado a lavorare, e per lavare. Esatto. E laviamo i vetri. E mannaggia a Cristo, scusate. No, niente. Niente. Non lo vedo, cioè mi ha mostrato il documento. L'ha ma non lo mostrato vedo. a me, ha sbagliato, signore. Ah, ok. Lo mostri a... Ecco, fa aiuto. E niente. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare là? Mi devo assentare un attimo, no? Ma... Dov'è? Al ghetto. Andiamo. Rieccoci. E insomma, sì. niente. Ma ci ho lavorato pure io qua a terra, che ha fatto sta gente. Pure tu ci lavori in armeria? Parecchio pure. No, vabbè, è Questa bello, qua. cioè, No, mi è bello, piace. Sì, Ma mi ragazzi, a piace. quest'ora qua è rimasta gente, sai? No, niente, no. A quest'ora qua infatti non aprivo mai la notte. Vabbè, io apro giustamente perché sono all'inizio, già 2 giorni che lavoro, quindi mi devo un vabbè, sì. attimo far aumentare lo stipendio.
Però sì, quando prenderò buoni soldi non apro la notte, cioè sto cercando di fatturare il più possibile così il mio compare Dante Sì, aumenta lo se stipendio. non devi fare le comparse, è giusto di fare la gente che sta a terra e te ne vai, capito? Esatto. Però poi tanto si paga bene, mi ricordo. Sì, sì, le cose giuste. Sì. Vabbè, Sì, chiaramente sì. inizialmente no, perché vabbè, è chiaro. No, a me mi è presa simpatia, Frana, all'ultimo proprio che non lavoravo più, mi dice un sacco, lo disse un sacco di volte. Sì, ma a me lui mi ha detto di... Non ce l'hai comunque. Aspetta. E niente, lui mi ha fatto togliere la cintura, no? No, non dovrebbe andare subito. Niente. A me va subito. Ma però fa la finta che ti si apre, ma che stronzo. Vangelo. Vabbè, domani riaperto che palle, però io l'ho aperto 10.000 volte sto giro. Buonanotte. Ma scusami, non puoi andare in caffè? No, dicono apri un ticket, mi dicono. Aspetta che mi stanno parlando in radio e non sentivo un cazzo. Sì. Mi dicono che devo aprire un ticket. E poi perché devo copiare il tuo di Discord, così si fa. No, sì, per carità, no, per carità, capito? Va bene il ticket, ma quanto meno devi rispondere? Dice, che cazzo lo chiedono a fare? Perché poi ci mettono a vivere, ci vogliono 2 minuti, penso ci vorrà fare un fatto del genere. Sì, ma penso pure... Ma penso pure a chiamare un angioletto stesso te lo fa. Ma questo non lo so. Col Dorlock noi tempo fa avevo fatto così. Quello al finale è un Dorlock. Alla fine è un Dorlock, sì. Cioè, mo vuoi provare a chiamare l'angioletto? Non so se viene, ma... Proviamo. Cioè, gli hai mandato lo slash assistenza? No, abbiamo secondo me. No, che anche così se viene ci dico quanta gente sta collegata su quel Dorlock, capito? Che non lo so nemmeno io. Vabbè, l'hai chiamato già, no? Ma poi come L'hai chiamato tu? Ah, lo chiamo pure io, aspetta, chiamiamo insieme così magari... Vai. Ok, aspetta. No, quelli no. È l'unica cosa che rimane è il lavoro. Ha messo assistenza Dorlock, ho messo. Capito che Oh. come è stato il pentolato. No, dicevo, se sbagliavo avevo capito che era quello il guarda. No. Ragazzuoli, io vi lascio. Vai, Ida. Sì. Sì, quello. Sì, infatti è meglio. Ci becchiamo domani magari se ci siete. Perché a me tanto sono pieni tutti di Oh, soldi. grazie, quindi Ida. No, figurati, fra grazie a te. quando si arriva a sta appunto qua, di L'ho solito mandato, ti vediamo fa se... Ok. Credo tutti che non arrivi, però... Non ci sono problemi di Pure io, mo proviamo. Quella penso è una cosa maggiore. Beh, ciao ragazzi. Ciao Vito. Ciao Vito. Vabbè, ci becchiamo. Ciao. Ciao Vito, è stato un piacere, ciao. Oh mio. Vito. Ehi. Vai al garage? Sì. Questo qua sopra vai, la prima macchina. Subito vengo, fazio. Ecco, aspetta, Tony. Ciao caro, dimmi tutto. Ciao caro, Che altro lui? informazione. Io c'ho... Ditemi. Ciao. Io c'ho il righetto, come ti dico, la bella monaca. Ok. E vorrei dare il doorlock a lui. Cioè perché c'ho il doorlock del cancello, delle casette e del cancelletto che sta dietro, diciamo. Giù la forma. E è una casa fazione o una casa No, normale? proprio come ti devo dire, è solo una... Beh, diciamo